Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Ci spostiamo adesso a Vibo, dove gli studenti del liceo si difendono, la nostra scuola dicono è pulita, non c'è droga e ricevono anche la solidarietà del sindaco. Un'indagine della squadra mobile di Vibo Valenza che scopre un gruppo di giovani coinvolto nel consumo e nello spaccio di droga, un'intercettazione che spiega come quel gruppo puntasse sul liceo classico per allargare i propri affari ed una lettura distorta che trasforma gli studenti liceali da vittime designate ad epicentro dello spaccio, una miscela denigratoria contro la quale gli stessi studenti del liceo classico Michele Morelli si ribellano per ribadire la realtà di quello che sono e vogliono essere. E così stamattina hanno voluto sfilare lungo le principali vie della città per gridare la loro rabbia e presentarsi all'opinione pubblica vibonese per come realmente sono. Io mi sono sentito, come anche tutti gli alunni del liceo classico, offeso e per questo oggi ci impegneremo a far capire ai cittadini vibonesi che noi siamo un liceo classico e non un centro di spaccio. Il nostro scopo qui è manifestare alla opinione pubblica, che è il più grande media esistente, che noi anzi lottiamo per la legalità. Che cosa vi ha ferito di più in questa vicenda? Il modo di reagire della cittadinanza, che si è subito dimostrata pronta a credere che un'intera scuola potesse prendere parte a questo tipo di cose. La pacifica manifestazione si è conclusa in Piazza Municipio, luogo abituale del ritrovo per i ragazzi vibonesi, dove sono stati raggiunti dal sindaco che li ha voluti incontrare, apprezzando il gesto ed il messaggio che hanno voluto comunicare alla città. Hanno voglia di dimostrare che assolutamente non è una situazione che coinvolge l'intera scuola. Tant'è vero che da me sono venuto a chiedere che possa il comune mettere una videosorveglianza, la videosorveglianza, in maniera tale da eliminare questa storia che ormai circola nell'ambito della città. Non è che la storia di un liceo classico come il Morelli possa essere improvvisamente cancellata per effetto di qualcheduno dei ragazzi che fa uso di droga. Non può essere cancellata. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo.